Preoccupa il nuovo fronte del coronavirus dopo il ricovero in gravi condizioni di 2 bambini a causa di una sindrome infiammatoria sistemica conseguente al Covid-19. Il primo caso riguarda un bambino di 11 anni risultato positivo al virus a inizio gennaio. All'inizio il piccolo era asintomatico, poi dopo qualche settimana la febbre è salita e sono iniziati i problemi respiratori. Dall'ospedale di San Donà, dove era stato inizialmente ricoverato in pediatria, il piccolo è stato trasferito a Padova, dove è tuttora ricoverato. Un caso simile negli ultimi giorni si è verificato anche nel Veronese con un bimbo di 8 anni finito in rianimazione. Anche in questo caso i sintomi gravi si sono manifestati diverse settimane dopo il contagio e sono oltre 20 i bambini che hanno manifestato questa grave sindrome infiammatoria ricoverati a Padova nella seconda ondata. Stiamo vedendo raramente, in pochi casi, che 2-6 settimane dopo aver contratto il Covid, alcuni bambini che hanno una suscettibilità individuale sviluppano una sindrome infiammatoria che colpisce più organi. Nell'80% dei casi può colpire il cuore, può colpire i polmoni, può colpire i reni, il sistema nervoso centrale, l'apparato gastrointestinale.